Questa sera concludiamo il ciclo 2024 del corso di conversazione geopolitiche del CESMAR. Concludiamo in bellezza perché abbiamo voluto affrontare un tema particolarmente scottante, particolarmente attuale, che inerisce il quadrante del vicino Oriente, un quadrante particolarmente vulcanico in questo periodo e dal punto di vista geostrategico complessivo, devo dire, di straordinaria importanza globale. Abbiamo deciso di adottare questa sera un angolo di visuale estremamente originale. In passato, io sono uno studioso, uno storico del mondo medievale, ho spesso commentato l'originalità dell'approccio di Amin Maalouf, un grande studioso libanese che aveva analizzato le crociate dal punto di vista degli arabi. Noi, questa sera, cercheremo di analizzare la geopolitica del quadrante che ci occupa, guardandolo dalla prospettiva della penisola arabica, e avremo l'opportunità di avere uno straordinario conoscitore di questi temi, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche sul campo, perché Sua Eccellenza Mario Boff è stato ambasciatore d'Italia sia nel territorio saudita che nello Yemen. Quindi avremo la possibilità di conoscere un tema, al di là di quelle che sono le retoriche delle comunicazioni ufficiali, da persone che operano direttamente sullo scenario, e credo sarà di straordinario interesse una degna conclusione di questo corso di geopolitica, al termine del quale il presidente del CESMAR, l'ammiraglio Roberto Domini, anticiperà qualche chicca sul programma 2025, che è veramente un qualcosa di eccezionale per il nostro territorio, ma ve ne parlerà l'ambasciatore e ci sarà l'occasione magari per approfondire questi programmi ambiziosi e di grandissimo interesse.